Per il senso di gratitudine che io ho provato e provo ancora tuttora, prima di tutto nei confronti dei miei stretti collaboratori, ma anche di tutto il personale della scuola, in primis i dirigenti scolastici, e perché la gestione della fase difficile, difficilissima della pandemia è stata possibile solo grazie a una fortissima coesione, comunicazione, scambio di vedute. Così Carmela Palumbo, nel lasciare la direzione dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, destinata a svolgere il ruolo di capo dipartimento al Ministero dell'Istruzione, spiega i motivi che l'hanno spinta a scrivere una lettera ai suoi collaboratori. In questi giorni tra Roma e Venezia la dirigente si è soffermata a pensare agli oltre 2 anni trascorsi nella nostra regione, iniziati in piena pandemia, esattamente nel maggio 2020, quando le scuole erano ormai chiuse da 2 mesi. Anche i miei uffici erano vuoti e silenziosi perché quasi tutto il personale era in smart working, ricorda la Palumbo. Questo è stato l'arrivo, con il macigno grosso di dover organizzare l'avvio dell'anno scolastico successivo. Nonostante queste difficoltà, il bilancio del suo lavoro in Veneto è più che positivo. E questo bilancio così positivo è stato quello che mi ha anche, diciamo, messo un po' in forse, nel senso che non ho detto sì subito, c'ho dovuto pensare bene, perché sapevo cosa lasciavo. Mi accompagna anche il dolore profondo per la morte in stage dello studente Giuliano De Seta e il suo ricordo costante costituirà lo sprone per lavorare a livello nazionale sui temi della sicurezza. Continua ancora la dirigente che spiega come già giovedì ci sarà un tavolo con Ministero del Lavoro, parti sociali e datoriali e INAIL. Proprio perché, per la messa a punto di una serie di disposizioni, indicazioni per un piano di formazione, che darà le linee guida anche a livello nazionale. Quindi uno dei primi impegni in realtà che porterò anche a livello nazionale. Lunedì prossimo per la professoressa Palumbo sarà l'ultimo giorno nel suo ufficio di Venezia. Prenderò le mie cose più strettamente personali, in cui saluterò. Purtroppo non posso organizzare una festa come avrei voluto perché proprio non ne ho tempo, ma ci sarà ovviamente modo di salutare anche meglio, insomma, i miei stretti collaboratori, i miei dirigenti, gli ispettori. Farò un minimo di passaggio di consegne con il vice direttore e spero di non commuovermi, ecco, perché l'emozione è veramente tanta.